Come here, ass fuck! Nella prima stagione di Mario, il rispettabile telegiornale MTG viene acquisito dalla multinazionale Micidial Corporation, che comincia ad utilizzare il notiziario come vetrina commerciale per i suoi prodotti. L'evento coincide inoltre con la misteriosa scomparsa di Paolo Buonanima, il direttore dell'MTG, nonché padre putativo di Mario, l'impeccabile conduttore. Scioccato dalle improvvise novità, l'anchorman è però impossibilitato a lasciare il TG a causa di un micidiale cavillo contrattuale e inizia così una disperata ricerca del proprio padre che viene ostacolata dal maligno proprietario della Micidial, Lord Micidial. L'unica soluzione per Mario di recidere il contratto è quella di rendere Ginetto, il figlio di Micidial, un provetto giornalista, ma la missione è pesantemente compromessa dal fatto che il rampollo è un completo inetto. Ginetto, con la G, non Inetto. L'incontro con Melanie Micidial, la figlia del nuovo presidente, chiamata come vice direttrice del telegiornale, è la chiave di svolta per Mario, che trova in lei, oltre all'amore, una fondamentale alleata per distruggere la Micidial Corporation. Tuttavia, dopo innumerevoli tentativi per eliminare il suo più grande nemico, il calvo conduttore scopre una cosa pazzesca. Lord Micidial è il suo padre naturale. Io sono tuo padre. Santa Madonna! Santo Dio! Mario riceve un duro colpo e sogna di essere vittima di scherzi a Mario, finché non viene risvegliato dal fratello Ginetto. Ti sei svegliato, fratellone? Ebbene sì, Mario è Mario Micidial. Ma come Mario Micidial? E ora guardiamo con i fratelli Peluria la terza stagione di Mario. È la seconda stagione! La seconda sta solo in videocassetta e noi il videoregistratore non ce l'abbiamo perché sei un pezzente. Cominciamo con le offese! Pezzente! Ma che pezzente! Io mi faccio il culo dalla mattina alla mattina dopo! E questo non fa un cazzo! Offende! Ma io non posso lavorare perché c'ho il sangue blé. Ma che sangue ble? Tu c'hai il sangue di un caprone! Tu sei un caprone! E tu sei un cretino. Caprone! Cretino. Caprone! Cretino. Caprone! Cretino. Caprone! Cretino. Caprone! Sì. Sì. Mario, dove sei? Mancano 120 secondi, 6502 microsecondi e 2 nanosecondi alla diretta. Sì, sto arrivando. C'ho dato dentro. Bella. La tua TV ti dà il buongiorno, Mario. Quanto sei figo. E chi si è visto si è visto.
TG. Allora! Grazie a tutti, come state? Oh, buongiorno culine, come andiamo? Come andiamo? Fatemi vedere il vostro backstage. Com'è? Buono, buono. Chi vi ama? Mario. E chi è che amate voi? E sapete cosa rende questo TG davvero micidiale, Il super sponsor! E allora vai col super sponsor! Questo programma è offerto da... Bravissimi! Ah, che ramarri, che balbuzie! Che spocchiosi torquati tassi! Ah, questa è senz'altro la marmaglia dinoccolata più spremuta a cui abbia mai assistito! E sa cosa le ficco? Ficchi! Che un plauso va fatto anche al pavido bell'imbrutto, che non mi fregno di deprimere Barbavieto la ribelle! Giugno! Com'è bello? Dica. Invero non capisco il senso delle nostre vocabolarie. Certo, con l'onore, perché noi abbiamo da poco sbrindellato con Svamberol. Per ballo. Dalle antiche sorgenti qualsivoglia arriva Svamberol, la bevanda che ti fa parlare a vanvera sembrando che dici cose sensate. Il tuo sorriso si arrampica su gabbiani monocromatici. Oh, ma io già ti amo! Svamberol, provalo anche al bar. Ho rivisto il rapido binocolo e gli ho detto papà! E dove stava l'ugola? Ma sarà di certo intestato a un baldacchino! Svamberol, usato dai politici di Mezzomonte. E allora sbrindelliamo i peperoni! Certo, come un rombo di comignolo! E apriamo questa fantastica edizione del Micidi al TG con le dimissioni anticipate del nostro pluricondannato presidente del Consiglio Andrea Giuliotti. Il servizio di Salvo Errori. Falso in bilancio, corruzione, concussione, bancarotta fraudolenta e ancora sfruttamento della prostituzione, estorsione, rapimento. Queste le condanne passate che non hanno mai scalfito la solidità del nostro premier. E chi l'avrebbe mai detto che a estrometterlo dalla vita politica sarebbe stato invece un inaspettato difetto estetico. Infatti proprio questa mattina, durante una dichiarazione in cui si decidevano le sorti dell'IMU, una folata di vento ha mostrato al mondo un lato del presidente che gli italiani proprio non si aspettavano. IMU? Non IMU. IMU? Oddio! È caldo! Tutto regolare! E sono molti i cittadini che hanno perso la fiducia nel governo. Deve andare via perché non ne potiamo più. È troppi anni ci ha presi in giro. Via da qua! Dimettersi, non ci sono altre strade. Distrutto dalla vergogna, il presidente Giuliotti non ha potuto far altro che dimettersi. E dopo questo vero e proprio terremoto politico sembra che il capo dello Stato sia intenzionato a sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Per il momento dal Quirinale è tutto, salvo errori. Comunque, se posso permettermi, un presidente del Consiglio deve essere prima di tutto bello e con i capelli. Va bene, andiamo avanti. Finalmente, dopo circa 56 anni, apre al pubblico l'Area 51. Scopriamo i suoi incredibili segreti nel reportage di Danny Gravido. Allora, mi spiegate perché non sono stato truccato, Miki? Mario, sei arrivato all'ultimo momento e non abbiamo fatto in tempo. L'ultimo momento? Ma se ero nella mia dependenza fino all'1:20, scusami, Dovevate disturbarmi, no? Io ci lavoro con questa, mica sono un morto di faccia come te. Scusa Marius, non capiterà più. Mario mi chiamo, non Marius. Mario, lurido ermafrocito. Ma perché mi tratti così, Mario? Ti tratto così perché mi fai schifo, va bene? Sì. Senti, mettimi la terra. Dai, mettimi la terra, fammi diventare
un nero, uno come Nero Congo, tipo uno Zulu, con la popolazione degli Zulu. Sì. Va bene? Nero Zulu, ecco. La pappa reale, dov'è? La mia pappa reale? Di solito è qui. Dov'è? Qua, Mario. Me la porti, per favore? Sì. Veloce. Eccola. Dai. Ecco. Frenchin, come vanno gli ascolti? Secondo l'ultimo rilevamento abbiamo guadagnato 2 punti di share sul campione e 4 sul target di riferimento. Hai visto che gli ascolti salgono? Lo sai perché salgono, Steve? No. Perché ci sono queste zoccoline che fanno salire lo share. Una mia idea, tra l'altro. Una mia idea, va bene? Hai avuto un'idea fantastica, Marius. Grazie, puoi dirlo frocio. Sì. Scusatemi, ma qui ci sono delle lievi imprecisioni. Abbiamo 40 secondi e 320 millisecondi. Sì, ho capito, mi portate una penna rossa, faccio delle correzioni al volo. Una penna rossa, per favore? Avete una penna rossa per Mario? Una penna rossa, dai, allorami, dai. Vabbè, dammene una qualsiasi, un colore qualsiasi. Muoviti. Eccola qua, Mario. Oh. Senti, Steve, mi reggeresti il foglio, che qui è tutto scivoloso e mi si divincola. Sì, certo, caro. Ecco la mia penna rossa. Allora è insopportabile, Che Mario. brutta persona che è Mario. Ma come si è arrivati a questo punto? Facciamo alcuni passi indietro e guardiamo un riassunto della seconda stagione, girata malissimo in VHS per problemi di budget e mai andata in onda. Ma solo dopo la pubblicità. Che brutta persona che è Mario. Ma come si è arrivati a questo punto? Facciamo alcuni passi indietro e guardiamo un riassunto della seconda stagione, girata malissimo in VHS per problemi di budget e mai andata in onda. Ripresosi dallo svenimento e dal sogno di scherzi a Mario, l'Anchorman, alla vista del fratello Ginetto, subisce un nuovo duro colpo. Addio mia! Che lo costringe in uno stato vegetativo per alcuni giorni. È successo qualcosa di brutto? In questo frangente il perfido genitore mette in atto un piano diabolico. Attraverso un sofisticato software micidial asporta tutta la memoria di Mario. Ho perso completamente la memoria, non so chi sono. Dopo il risveglio del figlio, Micidial decide di riprogrammarlo a sua immagine e somiglianza, Metti la mia faccia al posto di Bonanima! ricostruendogli un passato fittizio nel quale Mario è stato sempre al suo fianco e insieme hanno fondato l'MTG. Bravo! Bravo! Inoltre, attraverso ingegnose tecniche di suggestione e la somministrazione quotidiana di anestetizzanti mentali, Mario subisce un vero e proprio lavaggio del cervello. Scopare! E grazie alla visione forzata di 8 ore al giorno di TV generalista italiana, il meschino genitore trasforma Mario in un giornalista venduto e senza scrupoli. Precedentemente Jenny, l'orrenda truccatrice, dopo essere salita sull'antenna del TG, si lancia a pelle di leone nel vuoto con l'intento di crepare, ma l'unico risultato che ottiene è quello di uccidere Giaffro, facendolo sprofondare nelle viscere della terra. Dopo la botta, Jenny inizia inspiegabilmente a parlare napoletano. Maronna, che botta! È già cascato come lo sacco a patate! Ricky, rimasto senza assistente, decide di costruirsi uno stagista partendo da un pezzo di legno. Adesso me lo faccio io qua. Il risultato è Pinocchio. Dai, vai con lo sponsor, dai, vai.
La guardia giurata a Ozio, che si era autolicenziata, ritorna all'MTG dopo aver tentato la carriera di buttafuori in discoteca con risultati fallimentari. Ragazzi, mi dispiace, ma qui non si può entrare. Non è per voi, capito? È che se io faccio entrare voi qua mi si riempie di gente. Carolina, la vecchia segretaria di Buonanima, viene nominata capo pulitrice e dopo aver fatto un corso di aggiornamento nelle Filippine vince il premio Pulitzer. Vincitore! Premio Pulitzer! Alla migliore interprete delle Pulitzer! Grazie! Baci! Pulisci! Pulisci alla platea, pulisci! Ma no, a quest'ora domani! Brava! Puntata dopo puntata, Micidial corrompe tutti gli stretti collaboratori di Mario affinché non gli raccontino nulla sul suo vero passato. Interessante il caso di Michelangelo, che riceve, in cambio del silenzio, un vero orologio atomico. Sì, va bene, sì. Ma ad una persona tutto questo non va giù, Melanie Micidial, che proprio non ce la fa a vedere suo fratello, di cui è ancora innamorata, ridotto in quelle condizioni. Non posso credere che tu abbia fatto questo, tuo figlio l'hai reso un essere spregevole, io lo amo! Rinchiudetela, è pazza! Ama il fratello! Non sono pazza, no! E dopo aver fatto rinchiudere Melanie in un manicomio, Micidial fa ripartire l'MTG con Mario alla conduzione, trasformandolo però in uno show volgare e interamente votato agli ascolti e agli sponsor. Buongiorno, queste sono delle notizie e qua leggitele da solo. Io penso solo al culo. E così si conclude male la seconda stagione di Mario, che era davvero brutta e devo dire hanno fatto proprio bene a non mandarla in onda. Ah, dimenticavo, nell'ultima puntata Pinocchio, lo stagista di Ricky, diventa un assistente vero. Sono uno stagista vero. Ma che schifo fai? E dopo aver visto un riassunto della seconda stagione, torniamo a guardare la terza stagione di Mario. Cosa dovevo fare? Ne avevo bisogno. Adesso mi faccio la mia bella correzioncina in rosso. Scusa. Ricky, scusami, mi zoomi un po' l'inquadratura frontale, questa camera qui? Sì, ok Mario. Lele, stringila uno, grazie. Fammi vedere la chioma, che ho pagato un occhio della faccia per avere sto trapianto e non si vede neanche. Pinocchio, mi passi la scaletta nella mia giacca? Occhio che in una tasca c'è la merda, eh? Sì, babbo. Oh, scusa, Pin. Che schifo. Allora nell'altra, guarda nell'altra, dai. Ancora, ma che schifo, babbo. Cazzo, la merda era in tutte e due le tasche, scusami. Ah, guarda qua la scaletta, quella qua, sotto al culo ce l'avevo. Vabbè, dai, vai col bunker, andiamo, dai. E ora passiamo ad uno sguardo diplomatico di un temerario intralcio ad una sindrome luterana. Non so che cosa ho detto, ma ero vittima di Spamberol, il nostro sponsor. Bene, e ora parliamo di cinema. Domani esce in 500 sale l'opera visionaria del regista Ugo Tiral'altro e noi ci gustiamo il trailer. Lo scienziato aveva lavorato alla sua creatura per tutta la vita. Edward! Ma la crisi non gli aveva permesso di completarla. Purtroppo non ho più soldi per farti le mani. Poi lo scienziato ebbe un colpo di genio. Dagli autori di pochi altri film, Edward Mani di Astice, il nuovo film di Ugo Tiral'altro. Bene, noi siamo arrivati alla fine, io vi do appuntamento a domani e chi si è visto si è visto!
Nonostante l'acquisto dell'MTG, negli ultimi 6 mesi le vendite dei prodotti Micidial Corporation hanno avuto un calo del 65%. Il principale fattore di questo crollo è la concorrenza spietata delle aziende cinesi, che continuano a contraffare i nostri prodotti mettendoli nel mercato a prezzi stracciati. Eccone un esempio. Vuoi difenderti? Usa palesi. Questo è uno scempio! Sterminiamoli tutti con la bomba! Sono dovunque, significherebbe distruggere l'intero pianeta. Smettiamo di produrre i nostri prodotti così non sapranno cosa copiare. Interrompendo la produzione, l'azienda fallirebbe in 3 giorni, 5 ore, 2 minuti. Facciamo una festa e non invitiamo i cinesi. Il dispiacere per non essere stati invitati non avrà ripercussione sulla loro produzione. Ma come si facciamo? Come si faceva? Ma come fa fare? Cosa... Signori, non preoccupatevi! Ma come fanno questi cinesi a essere più concorrenziali di noi? Abbattono i costi di produzione annientando ogni forma di diritto sui lavoratori. Ah. E tu, quale soluzione ci proponi? Entrare in politica, modificare le leggi sul diritto dei lavoratori, schiavizzando la popolazione. Sì, ma come ci entriamo in politica? Ci serve un candidato che non abbia scheletri nell'armadio. Io ho sparato a un bambino non vedente. Io ho inventato l'AIDS. Io ho ucciso mia madre. Io ho sparato sulla Croce Rossa. Ci vorrebbe una faccia nuova, una faccia pulita, pura. Scusate, mi sa che ho dimenticato una caccola sotto al tavolo, è perché mi sono finite, porca troia. Eccola qua, eccola qua. Ora me la rimetto.